Ore 13, buongiorno e ben ritrovati come sempre ogni mercoledì insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande. Oggi abbiamo scelto questo titolo un po' per condensare tutto, parliamo anche di pensioni, quindi approfittatene come sempre. 0422 1626 798, ricordatevelo. Resta in sovraimpressione, quindi potete cominciare a telefonare, chiamare, prenotare per le vostre domande, i dubbi e le curiosità. Oggi sono beato tra le donne, cominciamo da Valentina dalle Feste, responsabile area tutela della salute CGIL. Buongiorno, ben trovata Valentina. Buongiorno. Gloria Gianomelli è tornata a trovarci, responsabile area previdenziale. Buongiorno. Gloria, ben trovata. E salutiamo Veronica Gallina della Fillea CGIL. Buongiorno. Ciao Veronica, ben trovati. Trovate a tutte. Allora 0422 1626 798, ve lo ricordo. Valentina, cominciamo da te un po' per introdurre il tema di oggi. Non abbiamo aggiunto la parola pensioni, ma Gloria sempre pronte, no? Gloria è il guru. Qualsiasi dubbio mi raccomando. Quindi Valentina, diciamo un po' cosa affrontiamo oggi insieme. Oggi potrebbero essere parliamo di un tema abbastanza complicato e purtroppo di attualità. Perché la malattia, come si diceva prima, nella fase iniziale non guarda in faccia a nessuno e quindi è un discorso che tocca insomma, la maggior parte delle persone. Per il momento il nostro è ancora uno stato di welfare, cioè nel senso è uno stato di diritto dove al malato sono garantite dei trattamenti. Lo scopo di oggi è quello di riuscire a spiegarvi nella pratica esattamente cosa si può fare nel caso in cui ci capiti di incappare purtroppo per noi in condizioni di difficoltà. Quindi è ancora uno stato di welfare, perché cosa vuol dire? Cioè, rischio, sì, no? Perché ad oggi secondo, ma io lo dico anche pulita da qualsiasi criticità, esistono veramente delle risposte previdenziali. La difficoltà è che a volte, nella maggior parte dei casi, le persone non conoscono queste soluzioni. E diventa importante avere degli interlocutori, in questo caso il patronato, che hanno lo scopo all'interno di un'organizzazione sindacale di fare da interfaccia tra loro stessi e le istituzioni, con l'apporto poi della parte delle categorie che deve invece gestire gli aspetti più strettamente lavorativi. Però tu dici che ci sono tutta una serie di interventi possibili, no? Certo. Per stare vicino e supportare chi si dovesse trovare in condizioni di questo tipo. Perché in realtà ci sono delle situazioni in base alle quali la malattia incide fortemente, quindi si è costretti a un calvario chiaramente anche di tipo burocratico. Inizia un periodo di assenza, iniziano dei certificati, le persone ignorano che una delle cose fondamentali che può accadere è che il lavoratore, superato un periodo di conservazione del posto di lavoro, possa venire licenziato. Purtroppo l'abbiamo anche raccontati, no? Casi di questo genere, così come anche bellissimi di solidarietà come quello di ieri con la donazione di 1000 ore, mi pare, 1000 ore, no? Questa mamma che doveva però assistere la figlia, è capitato di persone che per una malattia personale invece hanno potuto usufruire delle ferie dei colleghi, così come di qualcuno che era in malattia da troppo tempo per una vicenda personale purtroppo che invece è stato licenziato. No? Chiaramente il contratto prevede. È successo un po' di tutto. Cosa dice il contratto? I contratti di lavoro, ma poi Veronica magari in questo ci sarà più d'aiuto, prevedono necessariamente un termine di fruizione di beneficio, insomma, per cui arrivati a un punto, se non c'è la guarigione clinica e la necessità è quella di restare a casa, c'è o la conservazione in aspettativa oppure il licenziamento. Poi vedremo. Veronica, così? Sì, nei contratti è prevista la possibilità di essere tutelati nella malattia e c'è tutto un periodo previsto da ogni singolo contratto, si chiama comporto di malattia, all'interno del quale il lavoratore è comunque protetto dal licenziamento, è tutelato dal licenziamento. I problemi avvengono nel momento in cui purtroppo la malattia supera un certo termine e quindi bisogna trovare delle soluzioni perché le aziende possono... Il termine dipende, no? Cambia? Dal tipo di contratto, sì. Sì, sono molti mesi a seconda del tipo di contratto nazionale, però successivamente se si riesce si potrebbe anche fare una richiesta di aspettativa per prolungare comunque la permanenza del posto di lavoro, però questa solitamente è non retribuita, salvo casi di miglior favore. Esaurita anche questa possibilità, dovesse permanere ancora lo stato di malattia o comunque di difficoltà,
il lavoratore può andare incontro appunto al licenziamento e quindi lì poi ci sono tutte le tutele eventualmente del caso previste dal Però in patronato. effetti ha citato una formula, Valentina, che è l'aspettativa, no? Quindi a quel punto, diciamo, esaurito tutto questo periodo, uno potrebbe prendere l'aspettativa. Si può fare un accordo trovando un eventuale accordo con l'azienda che fosse disponibile in questo per mantenere comunque cristallizzato il rapporto di lavoro, quindi non si risolve, non si chiude per un certo periodo che dipende dalle possibilità del caso, in attesa appunto che comunque la persona possa riprendere in tutto, in parte la sua situazione personale, e nel frattempo magari con l'azienda si può vedere di trovare qualche collocazione un po' più adatta, ove ci siano le possibilità. Chiaramente questa è una possibilità in più che sta in mano alla contrattazione. Gloria, di cosa parliamo poi? Aspetto pensionistico? Beh, dal punto di vista previdenziale sono previste delle tutele per i lavoratori che ne fanno richiesta di pensione di inabilità lavorativa. Praticamente si può fare una richiesta nei casi in cui appunto ci sia una malattia prolungata di inabilità e di assegno ordinario di invalidità, e bisogna avere dei requisiti contributivi ben precisi, bisogna avere almeno 3 anni di contribuzione negli ultimi 5, questo negli ultimi 5 dalla data in cui facciamo la domanda. Ovviamente parlo di domanda perché l'iter burocratico prevede che io faccia una domanda all'INPS corredata di un certificato medico telematico e che va, e l'INPS la commissione medica INPS mi sottoporrà a visita medica e in base alle risposte che avrò dalla commissione medica potrò decidere se cessare oppure no il rapporto di lavoro. Cosa vuol dire questo? Che io posso essere ritenuto inabile parzialmente all'attività lavorativa, posso avere ancora una residua capacità lavorativa e pertanto mi verrà riconosciuto da un punto di vista previdenziale un assegno ordinario che ha la validità di 3 anni e dal punto di vista economico, perché poi come per i periodi di comporto, i periodi di aspettativa, viene riconosciuto come l'importo della contribuzione versata fino a quando faccio la domanda. E dopo i 3 anni l'INPS ci richiama a visita e l'assegno potrà essere rinnovato per altri 3 anni. Ah, ok. Ecco. Parliamo sempre qui se del sussistono nel settore privato. Ecco, il settore pubblico invece ha un altro tipo di normativa, il requisito previdenziale è sempre lo stesso, quindi devo avere 3 anni di contribuzione negli ultimi 5. 5. Dopodiché in base al settore, se sono un dipendente dello Stato o se sono un dipendente degli enti locali, ho un percorso che è diverso anche sulla totalità della contribuzione, devo avere almeno 15 anni di lavoro o 20. In quel caso la commissione medica per i dipendenti dello Stato, praticamente sono i dipendenti dei ministeri, è la commissione medica di verifica che è per ogni regione nel capoluogo di provincia, quindi per noi qui nel Veneto la commissione medica è a Venezia, a Mestre, Venezia. E mentre per i dipendenti degli enti locali, se parliamo di inabilità assoluta, la commissione medica di verifica è sempre quella di Venezia. Se invece parliamo di un proficuo lavoro, si parla di proficuo lavoro quando non posso più svolgere la mia attività proficuamente all'interno dell'amministrazione pubblica, la commissione competente è la commissione ULS. ULS, in quel caso. Valentina, volevi aggiungere qualcosa? Poi abbiamo pubblicità. Dicevo di fatto che ha appena spiegato secondo me molto bene quello che accade, perché se io sono nella impossibilità di riprendere una volta che ci sia la guarigione clinica la mia attività di lavoro, è evidente che magari lo debba fare a condizioni ridotte. Ecco che l'assegno ordinario, cioè la 222 di cui parlava prima Gloria, ha lo scopo di permettere al lavoratore di riprendere l'attività di lavoro magari anche a un orario inferiore, in modo tale che a fine mese a casa sua possa rientrare una parte di stipendio, magari in formula ridotta, e poi la parte previdenziale. Quindi capite che diventa un modo per rimettersi in gioco e ricominciare a vivere. Questo è.
Noi parliamo di malattia, ma anche infortunio? O... Ecco, no? allora, nel caso degli infortuni è un po' diverso. È un po' diverso. Sì. Allora, diciamo così, intanto andiamo in pubblicità, poi torniamo su questi temi. Vi ricordo 0422 1626 798 per chiamarci in diretta. Tra poco. Qualificato. Mm. 13:18, torniamo in diretta. Chiedo scusa a chi era in linea perché non mi ero accorto della telefonata che già i ragazzi della regia mi avevano segnalato. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Varino, sono Paola. Paola, buongiorno, prego. Volevo chiedere, non so a chi di voi, io ho mio marito invalido al 100% e mi hanno riconosciuto anche l'invalidità e l'accompagnatoria per 1 anno e mezzo, se non che alla visita medico-legale mi è stata respinta. Adesso io ho fatto 3 volte il ricorso, 2 volte me l'hanno ancora respinta e ho fatto l'ultima il 15 novembre 2018 e devono ancora venire fuori o mandarmi a chiamare per l'ulteriore visita. Come mi devo comportare? Ho già dei supporti perché ho certificati e tutto quanto, tanti mi hanno detto no, non gliela dovevano togliere, ma purtroppo me l'hanno tolta. Certo. È di mezzo l'INPS che dà l'incentivo ai medici per cancellare o per togliere le pensioni? Allora, invalidità... In questo caso appunto io adesso alzo la televisione per ascoltare. No, però aspetti un attimo, Paola, Gloria, ecco, forse qualche domanda che può esservi utile, Scusi no? signora, ma il suo marito, parliamo di un'invalidità civile o dell'invalidità pensionabile? No, invalidità civile perché mio marito è già pensionato, è già andato pensionato in civile perché aveva il 46. Sì. Scusi, un'altra domanda, ma lei ha parlato di ricorsi, ha fatto nuove domande, non ha fatto un ricorso? No, mi hanno consigliato nuove domande, io le chiamo ricorso. Bene, grazie. Grazie Paola, buona giornata. Allora. Cosa aspetto? Aspetti. La risposta. Esatto, adesso le daranno una risposta, diciamo un'interpretazione, perché poi è chiaro che bisogna capire le carte, conoscere il caso, non è semplice. Grazie signora, buona giornata. Allora, la signora ci permette di introdurre l'altro elemento di cui si voleva anche parlare, che è il discorso dell'invalidità civile. Allora, la Commissione per l'accertamento degli invalidi civili, che per chi abita a Treviso sta alla Madonnina, così ci capiamo magari logisticamente, ha lo scopo di verificare la non autosufficienza del soggetto. Lo dico perché, non per giustificare le risposte, assolutamente, però parte tutto con una valutazione che fa il medico di base, con un certificato medico, poi riparte la domanda e la persona viene chiamata in commissione. Ora, i criteri valutativi di questo pacchetto sono riferiti esclusivamente a criteri di non autosufficienza. La legge parla chiaro e dice: sei un cittadino italiano che ha dai 18 ai 65 anni, adesso sono pure 60. Ecco, e hai un reddito di un certo tipo, allora in quel caso lo Stato eroga una provvidenza economica, cioè di fatto è un regalo e corrisponde a un'indennità che viene data quando la persona non è in grado quando ha delle limitazioni importanti. Le persone quando ricevono i verbali spesso non li sanno interpretare. Perché? Perché magari il soggetto in questione aveva più dell'età prevista, magari era un ultra 67enne. La legge in questo caso prevede solo l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, la parola lo dice, ed è una prestazione che viene data a chi non è in grado, la dicitura normativa dice, non è in grado di attendere agli atti ordinari della vita quotidiana oppure di deambulare autonomamente. Voi capite che qui c'è un ginepraio,
nel senso che forse la prima confusione nasce anche in fase diagnostica, mi permetto di fare questa critica, perché ci sono numerosissime domande che arrivano al varo delle commissioni, anche per condizioni che non richiedano questo tipo di risposta. Io quando faccio la mia attività di lavoro dico sempre come se lei volesse andare a fare una passeggiata in montagna e scegliesse di mettersi le scarpe col tacco. Diciamo che ha preso le scarpe sbagliate per arrivare in cima. Bisogna capire il tipo di soggetto, se è un soggetto in età lavorativa, se non è più in età lavorativa, è un pensionato, bisogna capire quanto male sta, perché in questo caso magari il signore poverino è ammalato, ma di fatto non è da accompagnatoria, quindi ancorché portasse a casa un 100%, a livello economico non gli arriverebbe praticamente nulla, perché c'è un limite, un tetto reddituale oltre il quale non è prevista l'erogazione della provvidenza. Quindi lo dico per togliere un po' di appeal all'invalidità civile, che è di gran moda, soprattutto per i medici certificatori. Sarebbe opportuno, a mio avviso, che anche i medici rivedessero le condizioni iniziali prima di dare luogo a queste ci si prova, ci si prova, così, capito, no? Riprova, sarai più fortunato, certo. tra l'altro. Però il caso della signora, scusa Valentina, perché esatto. Visto che Gloria aveva fatto proprio questa domanda, ha fatto ricorso, quindi è stato respinto, sì, ha fatto ricorso 2 volte, gli hanno respinto, sta facendo la terza, però tu hai fatto una domanda, ma se ha ripresentato la domanda o ha fatto ricorso? Perché questa distinzione? Perché quando io ricevo quando si riceve un verbale di invalidità civile si può ricorrere contro l'esito del verbale. Esatto. In questo caso il ricorso è parlo solo di invalidità civile, o se ho fatto la domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento, in questo caso il ricorso è ammesso in sede giudiziale. E bisogna farlo istruirlo entro 6 mesi dalla data di ricevimento del verbale. Nella maggior parte dei casi si valuta ovviamente il ricorso giudiziale, perché viene fatta una valutazione medico-legale. Sì, ma perché tu dicevi meglio presentare una domanda nuova? In altri casi la tua idea? viene consigliato di intanto di verificare come era stato redatto, come ha detto giustamente prima Valentina, come era stato redatto il certificato iniziale, perché quello è molto importante, in quanto il medico dovrebbe segnalare tutte le patologie e segnalare qual è la finalità di quel certificato. Dopodiché bisogna capire esattamente cosa si vuole ottenere e cosa si può ottenere. Cosa si può ottenere? E cosa si può ottenere. In questo caso, se il lavoratore è già pensionato e ultra 65enne, ormai 67enne, io posso anche ottenere una percentuale di invalidità civile, ma dal punto di vista economico non ho diritto a prestazioni. Questo è. Quindi la signora continua a reiterare la domanda senza probabilmente essere consapevole che comunque anche raggiungesse un 100% non avrebbe diritto a nessuna prestazione economica. Credo di aver capito che per la signora c'era già un'accompagnatoria per lei. In revisione, però non era definitiva e evidentemente, probabilmente, no, evidentemente gliel'hanno in sede di revisione hanno. Ma l'ultimo flash davvero, perché poi dobbiamo affrontare anche altri temi e ricominciamo da Veronica. Quindi lei dice, diciamo, ho fatto ricorso adesso per la terza volta, 2 me li hanno respinti. Sì, ha fatto 3 domande, non ha fatto ricorsi. Quindi 3 domande? Se no avrebbe fatto la causa appunto nei termini. Ok, perfetto. Cioè il ritenta sarà il più fortunato, sta facendo la signora. Ogni volta la presentazione di una nuova domanda. Esatto. Allora Veronica, su cosa veniamo adesso? Temi che riguardano la previdenza complementare, cosa ci devi dire? Sì, mi interessava fare un appunto sul tema della previdenza complementare, perché è un argomento che molto spesso o non è conosciuto o non viene approfondito dai lavoratori. Poi Gloria potrà anche approfondire sulle modalità attraverso le quali una persona in base all'età viene inquadrata a livello pensionistico. A prescindere da tutto questo, però, nei dettagli è bene che si conosca che all'interno dei luoghi di lavoro di tutte le tipologie, in buona sostanza,
I lavoratori dipendenti hanno il diritto di poter integrare la propria pensione pubblica, che sarà erogata un giorno dall'INPS, attraverso un sistema di previdenza complementare, cosiddetto, che è di derivazione contrattuale, quindi deriva dai contratti nazionali. Che cosa significa questo? Che dato che le persone che hanno maturato contributi e accedono al sistema contributivo hanno una pensione diversa dai sistemi precedenti, le nostre prospettive, specialmente le persone più giovani, per l'andare in pensione attraverso la pensione INPS, ci porteranno ad avere un assegno INPS molto ridotto rispetto a quello che erano i ricordi che abbiamo noi dei nostri papà, per fare un esempio, e pertanto dobbiamo già iniziare a provvedere a quello che sarà il nostro futuro oggi, perché non possiamo pensare di arrivare al momento di andare in pensione e ricevere un assegno pensionistico che in alcuni casi va da un 55% a magari un 50%. La metà di quello che percepivo. Di quello che percepivo mentre lavoravo. Per cui voi capite che in questa prospettiva di lavoratori dipendenti che abbiamo un lavoro, abbiamo una busta paga mensile di un certo livello, passare a diventare dei pensionati con una busta paga che bello, mi hai rincuorato. Sì, sì. No, grazie. Dopo abbiamo la telefonata, la sentiamo. È un argomento spinoso. Quindi tu dici meglio fare un fondo complementare, dico bene? Bisogna intanto informarsi e sapere che abbiamo queste prospettive qua. Siccome ci sono queste prospettive, sono realistiche, non sono fantascientifiche, bisogna che ci informiamo come lavoratori dipendenti e capiamo quali sono le possibilità che abbiamo per affrontare in maniera concreta questa situazione economica. Però perché di tuo legato al contratto lavorativo? Cioè io non me lo faccio da parte per i miei interessi? Ci sono varie possibilità. Io parlo di quelli che sono originati dalla contrattazione collettiva nazionale, sono pensioni integrative. Per quale motivo? Sostanzialmente per il fatto che ci sono delle differenze sostanziali tra l'intervenire a livello privato e aderire ad un fondo contrattuale nazionale. Per quale motivo? Principalmente i costi di gestione, perché anche dai documenti della Covid, quindi i documenti di vigilanza sulle provvidenze pensionistiche e quant'altro, i costi variano, tu dici? Variano molto, perché se noi andiamo a guardare nel comparto di investimento, ad esempio prendiamo il garantito, per non fare tante, poi chi vuole approfondirà nelle nostre sedi sindacali, ha un costo medio dello 0,48 in confronto a un fondo aperto, privato, di varie tipologie. Il costo medio annuo sale molto, perché arriviamo addirittura all'1,87 di costi medi, quindi essenzialmente questa è una prima differenza. Abbiamo la possibilità di aderire invece a fondi contrattuali dove è prevista una struttura gestionale che ha un'unica sede in tutto il paese, quindi ha dei costi di gestione molto ridotti, un ufficio, alcuni operatori che rispondono alle pratiche. Già questo è fondamentale, ma la cosa più importante è che molti lavoratori, la maggior parte purtroppo, molti lavoratori non sanno, o non gli viene detto, non lo so, che oltre a queste differenze di costi che si pagano poi per avere una provvidenza che ci spetta, perché è un accumulo che noi facciamo per il nostro domani, i lavoratori, solo per il fatto di aderire a una forma pensionistica complementare che deriva dai contratti nazionali, automaticamente hanno un contributo contrattuale dal datore di lavoro. Cioè, in base al tipo di contratto, poi i numeri sono differenti, però io lavoratore aderisco al fondo del mio contratto, per esempio settore legno, aderisco al fondo è un ARPO. vantaggio. Automaticamente, siccome aderisco, il contratto nazionale di lavoro stabilisce che io ogni mese riceva un contributo dal mio datore di lavoro per integrare quella che sarà la mia pensione futura. Io invece lavoratore
nella stessa azienda Faccio, come dicevo io prima, altro, certo, scelte per le mie vie. legittime, ognuno fa quello che meglio ritiene, ma solo per il fatto che non aderisco o non faccio nulla, perché Ma ti faccio una domanda, la maggior perché poi è chiaro che la parte non scelta... fa Arriviamo subito alla telefonata, decido, accantono, posso utilizzare questo, 10, chiamiamo 10 euro al mese. Sì. Significa che facendolo tramite il mio contratto, il mio datore di lavoro accantona una parte di quei 10 o i 10 più? Allora, funziona così, io aderisco. Cioè, quindi è un ulteriore... Io aderisco e quindi il mio TFR da oggi per il futuro va nel fondo integrativo e matura degli interessi, ok? Io metto una quota mia personale mensilmente. Quella del datore di lavoro si aggiunge? Si aggiunge, Chiaro. certo. Telefonata, pronto, buongiorno. Sì, salve, sono Filippo da Treviso. Grazie Filippo, buongiorno, dica tutto. Allora, volevo chiederle un'informazione, visto che questo tema è molto accurato. Io mi è stata riconosciuta un'invalidità del 40% dopo un incidente in moto. Sono prossimo al lavoro, volevo chiedere se c'era tipo un iter da seguire per magari avere delle agevolazioni, perché faccio molta fatica a camminare. Volevo chiedere alle signore se Valentina, Gloria, qualche domanda che dovete fare a Filippo per chiarire? Io chiederei al signore se ha chiesto insieme alla domanda anche il riconoscimento della legge 68 del 99. Perché, allora, io non ho riconosciuto questa legge, dato il fatto che sono ancora agli studi e quindi non ho molto ben chiaro come funziona la questione, ma volevo solo sapere se devo seguire un iter. Ok, allora... normalmente, le faccio l'altra domanda e volevo capire se l'infortunio in moto l'ha avuto mentre andava al lavoro oppure non ha nessuna pertinenza con l'aspetto lavorativo. Allora, non ha nessun aspetto lavorativo, perché l'ho fatto durante il mio tempo libero, durante l'estate, però volevo sapere, visto che dovrei andare a lavorare. Allora, quando lei ha presentato la domanda di invalidità civile di cui mi sta parlando, per la quale ha avuto riconoscimento del 40%, avrebbe dovuto, e a questo punto poi se ha piacere può passare anche nei nostri uffici, magari le diamo un'occhiata anche alle sue carte, ai verbali che ha, avrebbe dovuto chiedere comunque la domanda di legge 68, quindi l'iter per cui una persona con delle disabilità poi chiede allo Stato, ritornando al concetto di prima, allo Stato sociale, una risposta collocativa, è questo, cioè faccio la domanda di invalidità civile che poi si snoda in varie altre prestazioni, una delle quali è appunto una richiesta specifica che si fa sempre alla stessa commissione, ma finalizzata alla valutazione delle capacità lavorative residue. Quando la Commissione, quindi interpellata anche per questo tipo di cosa, si esprime dando un giudizio di invalidità superiore al 46%, quindi lei per un punto Martin perse la cappa, nel senso, ci scherziamo un po' sopra perché immagino le difficoltà, chiaramente da un 46% in su lei avrebbe la possibilità concreta di avere l'inserimento in quota disabili all'interno della sua azienda previa una richiesta specifica se lei è in attualità di lavoro, oppure l'inserimento del suo nominativo nelle liste dei disoccupati all'interno del centro di collocamento, dell'ufficio di collocamento, chiamiamolo centro per l'impiego, nel caso in cui però non fosse occupato. Quindi oggi lei mi parla a un 40%, però non so se l'ho richiesta. A questo punto si potrebbe valutare, in questo caso sì, forse alla luce magari di una condizione più complicata o anche un po' più completa, la possibilità di presentare nello specifico questa domanda in modo tale che poi lei possa venire assunto. Ecco. Perché le aziende hanno delle agevolazioni fiscali. Esatto, quindi, tra l'altro. No? Le aziende risparmiano sui contributi. Hai capito Filippo? Sì, sto ascoltando. Ecco, non so se mi sono spiegata bene. Bene. No, chiaro, va bene, grazie mille. Grazie a lei, buona giornata, un abbraccio. Ci fermiamo pochi istanti in pubblicità. Basta un giorno.
13:40, torniamo in onda. Allora ragazzi, se c'è la telefonata la sentiamo subito, dai, così diamo priorità a chi ci chiama da casa a dubbi. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Alfredo da Villorba. Alfredo, ci dica tutto. Niente, io ho acceso la TV in ritardo, ma ho sentito che parlavate di assegni di accompagnatoria. Sì. Accompagnamento, ecco, io conosco delle persone qua in zona mia che prendono l'assegno di accompagnamento, sono a casa da sole, lavorano, fanno di tutto. È possibile? Cioè diciamo dei furbetti, secondo la sua visione. No, hanno una certa età comunque, però sono a casa tutto il giorno da soli, arrivo il figlio alla sera, però sono a casa da sole. Ma vivono da sole queste persone o vivono col figlio? No, hanno o il figlio o la moglie, diciamo, però il figlio lavora. Gloria, è possibile una situazione del genere? Cioè nel senso... Sì, certo, perché l'assegno di accompagnamento il titolare è l'invalido, la persona invalida, quindi probabilmente se è stato riconosciuto invalido, non in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, percepirà l'assegno di accompagnamento. Non deve essere... perché lo chiamiamo accompagnamento, quindi non necessariamente deve esserci una persona che mi accudisce. Certo. Può avere un assegno di accompagnamento anche una persona che per tutta la sua vita purtroppo non utilizza la sedia a rotelle. Mi viene questo esempio che sarà molto banale. Però Alfredo, lei dice lavora questa persona? No, questa persona ha una certa età, diciamo, però è da sola, il figlio lavora, lei è da sola e praticamente si arrangia a fare tutto in casa. Questo non riesco a capire il concetto di assegno di accompagnamento, cosa vuol dire accompagnamento. Cioè lei dice è di fatto autonoma, no? Quindi può fare, perché danno questi soldini? Questo si chiede lei. Esatto. Allora la filosofia è un po' più ampia, per fortuna, diciamo, in questo senso. L'importante è che non sia una furbizia, però sia stato io parto dal presupposto, assegnato. se posso darle la mia personale risposta dal punto di vista professionale. Io mi occupo dei contenziosi INPS e le dico che le commissioni per gli invalidi civili, sto parlando della realtà di Treviso, sono delle commissioni piuttosto severe. Lo dico per esperienza diretta, quindi mi creda, togliamo lo spazio alla demagogia. Se siamo di fronte a una situazione di illecito da buon senso civico, che dovrebbe rappresentarci, visto che quei soldi sono della collettività, qui mi trova concorde, la invito a segnalare queste cose. Questo glielo dico come cittadina. Per esperienza diretta le ripeto, la valutazione è di non autosufficienza, significa ci può essere un decadimento cognitivo più o meno lieve, ci sono dei test che stabiliscono dei punteggi, ci sono dei ciechi che ancorché possano, magari lei visivamente dice ma questo non è cieco, perché cammina senza il bastone? Perché ci sono dei residui visivi. La legge per esempio sulla cecità richiede dei parametri affinché sia corrisposta all'indennità ciechi civili. Glielo dico perché si incappa a volte in un alone un po' misto. Io non sono assolutamente per giustificare questo tipo di comportamenti, quindi glielo dico sinceramente, sono i soldi nostri questi, però ci potrebbe essere chiaramente anche uno psichiatrico. Guardi, perché io dico questa cosa, io con mia mamma praticamente abbiamo fatto domanda di invalidità, aveva 97 anni. Certo. Aveva 97 anni, praticamente io sono andato in pensione, sono stato costretto da mia moglie a seguirla a casa. Fatto domanda, abbiamo portata, è stata ricevuta dalla commissione e li hanno scartato, gli hanno dato l'invalidità ma non l'assegno di accompagnamento. Certo. Abbiamo avuto abbiamo rifatto domanda, abbiamo fatto fare una relazione da un primario, un ex primario dell'ospedale di Treviso e allora non hanno guardato, quando è arrivata la relazione del primario gli hanno dato, praticamente dopo ha vissuto un altri 7-8 mesi ed è morta, diciamo. Però lei dovevamo portarla in bagno, dovevamo essere sempre a casa. Cioè lei dice lì in quel caso è andata così, certo, immagino fa un confronto. Adesso vedi gente che cammina, che va nell'orto, che bagna l'orto, che arrangia per tutto
tutto, che stende il bucato, che fa che come dici, va bene, alla sua età, però Guardi, non la io capisco come le posso rispondere anche a livello personale. Io ho avuto mio padre che è deceduto e hanno dato l'accompagnatoria post mortem, per cui sfonda proprio una porta aperta, però con questo, le ripeto, c'è anche da dire che, ripeto, bisognerebbe sempre capire il caso. Ecco, Sì, io sì. mi sento di dire Grazie Alfredo intanto anche per questa segnalazione, perché comunque ci ha dato modo anche di discuterne. Grazie, buona giornata. Ma una curiosità, può avere l'accompagnatore e lavorare, cioè in questo caso ho capito, poi adesso diceva andava a lavorare nell'orto, cose quindi di casa, ma magari ha un decadimento cognitivo, per cui, perché è quello che se, dicevi tu per poi. esempio nelle valutazioni che fa il geriatra fanno dei test per cui la persona non è in grado di prepararsi da sola la pasta asciutta perché sono atti compiuti in sequenza, però magari dà da bere ai fiori. Dopodiché io penso che ci sia anche la buona fede iniziale, perché altrimenti, però ha ragione anche il Signore a farsi le domande, non sto dicendo, anzi. Certo. Veronica, ricominciamo dopo la pubblicità, vuoi? Benissimo. Torniamo a precisare quelle cose lì. Allora, ultima pubblicità e poi torniamo sui fondi complementari, tra poco. Torg. 13:47, quasi 48, torniamo in diretta, discutevamo poi insomma di altre cose anche sui famosi ricorsi, la ripresentazione della domanda di invalidità civile, per quello eravamo presi anche da altri temi. Vi ricordo 0422162678. Veronica, cosa possiamo aggiungere delle fondi complementari che dicevi prima? Sì, abbiamo detto qual è l'aspetto fondamentale, quindi il contributo azienda, l'aspetto ai lavoratori. Ovviamente poi ci sono anche delle altre cose utili, per esempio la tassazione è più favorevole e c'è già una deducibilità del reddito che per il lavoratore si esprime già in busta paga. Per fare un esempio, con una retribuzione annua di 20.000 euro, per prendere una cifra, la contribuzione ad arco del lavoratore è annualmente di 260 euro nell'anno, ma siccome passa attraverso la busta paga c'è già una deducibilità che per l'effetto di questo comporta che il lavoratore costi 189,80 euro, non 260 che lui... Costi al lavoratore costi? Al lavoratore. Sì, perché ti abbassa, diciamo, il livello di tassazione. Però so che c'è un tetto, mi pare, per fino ai 5.000 euro, infatti. Cioè puoi dedurre da questi fondi pensione, no? Ogni anno, fino a 4.700-5.000 mi pare. E l'azienda, a fronte di un versamento dell'azienda che è di 420 euro, per esempio, in un anno, che se io non l'avessi aderito avrei perso questi 420 euro ogni anno. Quindi c'è tutta una serie di agevolazioni dal punto di vista fiscale anche per la rendita che poi si va a percepire nel momento in cui si va in pensione INPS e si chiede di avere la rendita del fondo, per la quale a conti fatti veramente al lavoratore conviene, tu dici. Senti, io posso accedere a quella parte accantonata in qualsiasi momento? Ci sono, come per il TFR, le stesse normative. Chiaro, perfetto. Altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, un saluto a lei e alle sue ospiti. Interessante la trasmissione, veramente. Chiamo da Udine. L'avevo capito. Ha un accento bellissimo. Sì, senta, una spiegazione, dato che sono molto esperta. Io nel 2014 ho avuto un grave blocco di schiena, sono stato a casa 8 mesi da lavoro e mi hanno riconosciuto al primo colpo il 46% di invalidità. Mi hanno dato la legge 68 e insomma sono stato a casa 8 mesi, cura eccetera, e dopo ho ripreso lavoro. Nel 2016 ho avuto un grave infortunio, sono cascato da 4 metri, ho rotto insomma trauma facciale, ho rotto il gomito. L'impresa che lavoravo come nell'edilizia ha dovuto licenziarmi per giusta causa perché il medico del lavoro mi ha fatto assolutamente inabile. Ha preso in mano l'INAI, adesso io mi trovo che sono licenziato da 2 anni e mezzo, ho già usufruito della NASPI e ho una rendita dell'INAI del 24% indennizzata e il 43% globale. L'INAI mi ha preso lui in mano e mi ha dato questa invalidità qua. Attualmente percepisco 500 euro di rendita e sto. Attualmente adesso sono disoccupato, sono iscritto alle liste.
liste protette, però lavoro non trovo. Certo, quanti anni ha? Ce lo può dire? Io ho 51 anni, ho iniziato a 16 a lavorare sempre nell'edilizia e purtroppo adesso ho dei problemi seri. Ho fatto domanda di assegno ordinario di invalidità 2 volte, però sono state respinte in quanto mi hanno detto che già percepisco la rendita dell'INAI. Purtroppo adesso io che possibilità ho? Che possibilità, certo. Come si chiama lei? Marco? Marco, aspetti un attimo Marco, che intanto cerchiamo di capire con questi... No, ma resti con noi perché hanno bisogno, credo, di farle alcune domande ancora. Certo. Allora, le rispondo io. Allora, lei oggi è titolare di una rendita INAIL, mi ha detto, con un grado complessivo pari al... 43% globale, 24% indennizzato. Allora, ecco, questo mi permette di specificare. Allora, il 24% è la percentuale INAIL, in base alla quale lei viene retribuito mensilmente facendo un calcolo che si basa sulla sua retribuzione dell'anno precedente l'evento e viene calcolato in base alla riduzione della sua capacità lavorativa. Questa rendita le permette di avere... sono questi 500 euro di cui ci diciamo. 500 euro in relazione all'età del signore al momento della guarigione clinica. Le do alcune informazioni nel merito perché a volte i lavoratori ignorano la disciplina dei danni degli infortuni e quindi di tutta la tutela della salute. Gli infortuni hanno una vita propria di 10 anni durante i quali l'INAIL di sua iniziativa, nella speranza di avere magari dei riscontri positivi, la inviterà a delle visite che si chiamano revisioni attive alle quali lei è obbligato a rispondere. Riceverà di volta in volta dei provvedimenti che nella migliore delle ipotesi confermeranno la percentuale che lei ha già acquisito. La inviterei ogni volta che viene chiamato ad una visita di revisione attiva da parte dell'istituto di attivarsi come è scritto nel provvedimento tramite un istituto di patronato, venga alla CGIL, si fa un viaggio a Treviso e ce ne parleremo insieme, oppure vada ai colleghi di Udine, me lo faccia sapere, semmai la metto in contatto perché noi siamo capillarizzati. Questo serve come prima informazione. Le dico anche che lei stesso ha la possibilità di chiedere degli aggravamenti nell'ipotesi in cui pensa di la sua situazione sia peggiorata. Ha diritto a delle prestazioni sanitarie sempre in capo ad INAIL, esenzione del ticket, le cure termali, le cure riabilitative, le riaperture delle ricadute nei casi in cui sia necessario operarsi. Quando lei purtroppo è stato licenziato, purtroppo dico veramente... È giusto? Quello volevo capire. Ecco, cioè, ha detto Marco giusta causa. No, allora, le dico questa cosa, dai più ignorata. Non si può emettere un giudizio di non idoneità assoluta e permanente alla mansione specifica, che è quella in base al quale lei è stato licenziato, a meno che l'azienda non dimostra di aver ottemperato a tutte le misure, si chiamano adattamenti ragionevoli, guardi che su questo c'è una normativa. Cioè Marco, la mettevano a fare qualcos'altro, capisce? Questo... No, io ho chiesto all'impresa se poteva assumermi, però mi ha detto guarda mi dispiace tanto, dopo 33 anni era un'impresetta piccola di 15 dipendenti, mi hanno detto purtroppo non possiamo tenerti e dobbiamo licenziarti. Ma se l'infortunio, mi perdoni, l'infortunio è accaduto al lavoro? Sì, al lavoro, ecco, allora le spiego. Guardi, c'è proprio la legge di cui si parlava prima, la legge 68, c'è un comma di quella legge, il comma 7, che prevede per i grandi invalidi, poi su questo tema invalidi ci stanno gli invalidi INAIL, gli invalidi INPS, gli invalidi generali. Prevede che comunque ci sia l'obbligo di ricollocare il lavoratore, perché provi a pensare, la ratio legis non è che si può dire a uno sei caduto e adesso te ne vai, anche perché mi permetto di dare questo consiglio, perciò le suggerisco di magari passare a trovarci. Potremmo considerare le responsabilità in capo all'azienda che è comunque il suo mandante, cioè lei è caduto dall'impalcatura, abbandoni l'idea che è caduto per colpa sua, quindi esistono delle equip multimediali, giusto per essere sinceri. Le chiedo un'altra cosa, lei era allora, quando è accaduto, assunto a tempo indeterminato? Sì, erano 33 anni che lavoravo in quelle prese lì.
E allora secondo me, tra l'altro, quando uno ha questo tipo di situazioni si chiede la conversione del grado ai fini del collocamento lavorativo, ed era quella percentuale che ha detto. Dovrebbe contattare, se vuole, cioè diamo un consiglio, anche perché dobbiamo tanto chiudere. per sintetizzare, contatti l'equipe multimediale dell'INAIL del luogo di residenza, c'è un assistente sociale e faccia presente che lei da allora è fuori completamente dal mondo del lavoro. Si devono attivare loro, perché le devono dare loro il gancio con il collocamento multimediale dell'INAIL di Udine, in questo caso. Va bene, allora devo chiudere. Marco, un grande in bocca al lupo, auguri, ci faccia sapere, anche perché è un consiglio utilissimo. Grazie mille, complimenti per la trasmissione. Grazie, siamo qua tutti i mercoledì, con temi diversi ovviamente. Grazie Marco, buona giornata. Veronica, dobbiamo già chiudere, bisogna dovete tornare un'altra volta. Gloria? Cosa c'era là? Abbiamo detto la vecchiaia anticipata. Va bene, grazie davvero per essere state con noi. Chi ci ha seguito da casa, ricordatevi poi a partire dalle 18:30 i telegiornali, Veneto, poi Venezia e Treviso alle 19:30, quindi 20:10 questa sera parliamo di lingua italiana. Grazie, buona giornata.